Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea. Amiche, amici miei, ma non dell'avventura, buonasera e felice antivigilia di Natale. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, questa è la puntata numero 907 di oggi, lunedì 23 di dicembre dell'anno del Signore 2024. Io sono Antonino Danna e questa puntata va in onda, come potete sentire, con un'atmosfera natalizia, credo alquanto meritata, visto che quello che avete ascoltato era Luciano Pavarotti che cantava la Deste Fideles a Notre Dame nel 1978. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché radiolibertà.net è diventato un bellissimo giornale online, quindi ci trovate i Liberamente del direttore Giovanni Sallusti, ci trovate gli auto da fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, molta altra roba ancora molto bella e molto interessante. Allora, questa sera è una puntata che ovviamente sa di festa cristiana, visto che è il Santo Natale, se permettete. Vi diamo anche le coordinate a cui incrociamo: 340 670 9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o WhatsApp, che dir vogliasi, oppure 0292947222 se volete intervenire
per telefono anche adesso, se avete voglia, anche perché questa sera abbiamo tre faccia a faccia, 3 appuntamenti non da poco. Vi porteremo a conoscere le forze armate italiane, segnatamente le forze impegnate nell'operazione Strade Sicure. Sono stato quest'oggi sono stato, scusate, un paio di giorni fa alla stazione centrale di Milano, dove sono andato insomma a incontrare i nostri soldati direttamente in azione, e quindi vi racconteremo un po' come sono diciamo come vengono utilizzate le forze armate in questo paese per garantire, per aiutare, o meglio, per coadiuvare le forze dell'ordine a garantire la sicurezza di tutti noi in questo periodo. Abbiamo poi Carla De Bernardi con la grande città, Carla De Bernardi, che come sempre da par suo ci racconterà stavolta un appetitoso Natale secondo le ricette della cucina meneghina. Potete pensare sia al panettone che anche alla cassuela, alla cotoletta alla milanese alias orecchia d'elefante, chi più ne ha più ne metta. E infine Felice Manti, inviato de Il Giornale, il quale questa sera ci racconta il caso incredibile avvenuto qualche tempo fa in una scuola, in quel di Abbiategrasso, dove uno studente che aveva picchiato il professore è stato riammesso alle lezioni dall'ufficio scolastico regionale. Poi vi si spiegherà anche perché e qual è la situazione non sempre facile di questo studente. Il professore però, trovandosi facendo, ha annunciato che appena questo ragazzo tornerà, lui lascerà la scuola. Insomma, abbiamo tante cose da raccontarci, dopotutto è anche un periodo, se volete, di bilanci, o un periodo di fine anno, e quindi a maggior ragione da questo momento il telefono è aperto 029294 7222 se volete intervenire per telefono, ovviamente, oppure potete tranquillamente mandare dei messaggi al 340 670 9659, le vostre zappe o WhatsApp sempre gradite. Potete mandare anche degli audio, lo sapete, quindi non abbiate timore. Domani Zoom non ci sarà perché le trasmissioni termineranno in diretta alle ore 14, quindi noi ci ritroveremo per Santo Stefano di nuovo in diretta con voi. Ma abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là? Auguri, buon Natale Antonino, sono Raimondo da Padova. Poi Raimondo da Padova, come stai Raimondo? Non c'è male. Dai, che cosa stai preparando? Che si mangia per Natale? Mia mamma si è rotta un polso, vediamo stasera e domani che cosa Aia. Se no, di solito quando mamma è a posto col polso, cosa cucina di bello? No, di solito fa un po' di tutto. Di solito pasta col pesce per l'antivigilia. Per la vigilia. Bene. Sì. Guarda, intanto un abbraccio a tua madre. Comunque, dimmi tutto, per cosa avevi chiamato? Solo per fare gli auguri a te e a tutti gli amici leghisti e augurare a tutti un felice 2025. Ecco, ed è un augurio che prendiamo con molto affetto, e con lo stesso affetto voglio ricambiare per te, per tutti i nostri ascoltatori, per chi si è messo all'apparecchio e ci dedica tempo durante l'anno, perché effettivamente, vedi, più il tempo passa, più noi siamo questo, una famiglia, una comunità, e questa è una cosa molto importante, Raimondo, quindi hai fatto benissimo a chiamare. Un abbraccio, grazie. Un abbraccio a te, grazie, ancora auguri e un abbraccio a tua madre. E insomma, come vedete, la vita di tutti i giorni, questa è la radio, la vita, l'Italia vera, non le storielle che ci raccontano certi sondaggi o certe inchieste presunte di costume. C'è ancora un'Italia, c'è un'Italia che naturalmente in questo 24-25 dicembre, viaggiando anche alle volte con delle difficoltà non da poco, tra maltempo, incidenti e così via, ecco, c'è un'Italia che però fa di tutto per potersi ritrovare tutta assieme. Altra telefonata, pronto, chi è là? Buonasera caro Antonino, dal Ciao Veneto. Antonello.
Allora, cosa mi racconti a proposito di quello che ci siamo detti l'altra sera sull'esito della sentenza? Ti ricordi? Sì. Bastava che il giudice facesse sapere a noi del popolo se il ministro aveva o non aveva violato la legge. E così è stato, ragazzi. Perché vedi qua il punto non era quello, come dicevamo. Comunque sono contento, anche se il caro ministro Salvini deve evitare di star lì a fare questioni sul Viminale, non Viminale. Lasciate stare questo argomento. Sta facendo un buon lavoro al Ministero dei Trasporti, anzi sta veramente facendo alzare le chiappe agli enti locali, regioni e province, per cui con la sua foga continui a radere al suolo questa atmosfera di pigrizia dell'amministrazione in generale e dia fuoco ancora alle polveri. Si lavori, si continui a lavorare per il benessere della nazione e le questioni e le beghe tra partiti lasciamole stare, tanto che il ministro Piantedosi sta facendo un ottimo lavoro, per cui cambiamo pagina, dai. Che ne dici, Antonino? Ma guarda, Antonello, forse in questo momento il governo va bene così com'è, quindi lasciamo lavorare Piantedosi, come dici anche tu, anche perché io credo che Matteo Salvini voglia legare particolarmente il suo nome e il suo impegno alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Sarebbe un forte segnale anche politico da parte sua. Lui ci sta davvero mettendo l'anima, ci si è messo sopra con una tigna veramente da record e se Dio vuole la volta buona che lo fanno davvero sto ponte, perché sai una cosa che mi secca molto è quando vedo i commenti con le faccine che ridono puntualmente sul ponte, qua e là. No, io ci voglio credere perché stavolta c'è l'uomo con l'implacabilità necessaria per portare sto risultato a casa, quindi vediamo che cosa succede. E ovviamente anche auguri a Matteo Salvini, che cavolo, glieli vogliamo fare tutti assieme? Direi proprio di sì. Allora, caro Lorenz D'Umbria, buon Natale anche a te, buon lavoro questa sera. Se tu sei pronto, qui Parlamento, chi è il o la gradita ospite di stasera? Abbiamo Vanessa Cattoi. E allora qui Parlamento. Qui Parlamento. Presidente. Beh, vede, io ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto e mi lasci per il suo tramite cercare di dare qualche risposta, ma soprattutto un'operazione verità rispetto a un sacco di bugie che io ho dovuto ascoltare in questa ora di discussione generale. E innanzitutto partiamo da dei dati che non vengono dati da questo governo ma che vengono certificati da Istat. Sì, è vero. Lo confermiamo anche noi, è vero, l'ultimo trimestre registra un calo della crescita e questo dato lo confermiamo e lo diciamo anche noi, però sappiamo benissimo che l'Italia è inserita all'interno di un contesto sia europeo sia internazionale dove noi abbiamo da considerare anche gli effetti diretti e indiretti che questi incidono sulle politiche economiche di sviluppo del nostro paese. E vede, Presidente, dico questo perché? Innanzitutto perché vorrei ricordare che sì, è vero, c'è stato un calo nella produzione e i colleghi che chiedono soprattutto un sostegno nei confronti del mercato dell'automotive, perché diciamo che soprattutto la crisi e quindi il calo dell'export italiano pesa soprattutto a causa della recessione, della stagnazione della Germania, che ha inciso negativamente per circa 3,1 miliardi di euro sull'export italiano, e i dati ci confermano anche quanto all'interno di questi meno 3,1 miliardi che noi abbiamo di export nei confronti della Germania, il settore e l'ambito di competenza primario che è pesato di più è quello dell'automotive. Bene, io vorrei chiedere a tutti i colleghi di centrosinistra dove erano in Europa quando si doveva votare contro le norme capestro, contro l'automotive, che si sapeva benissimo che questo approccio ideologico spinto nei confronti del mercato dell'elettrico avrebbe portato a
queste conseguenze, ma chi l'ha determinato questa spinta verso il mercato elettrico, andando a distruggere il mercato endotermico sul quale si basa fortemente tutta l'industria europea, soprattutto quella italiana che lavora direttamente e indirettamente all'interno di questo ambito? Dove erano all'interno dei tavoli europei? La Lega c'era e si è sempre opposta a questo approccio ideologico, e si era anche opposta a andare contro le scelte che erano trainate soprattutto da un paese come la Germania, il cui settore automotive aveva già accertato e siglato contratti bilionari per l'approvvigionamento delle batterie, e poi non ci si venga a dire che le politiche europee sono dettate solo da un approccio green, no, da un'ideologia green dettata da un paese specifico, e queste sono le conseguenze che anche noi Italia subiamo sulla registrazione della riduzione della nostra crescita. Però vorrei portare anche un dato positivo, Presidente, perché vede, è la prima volta che accade a livello mondiale che l'Italia si stia gareggiando al pari del Giappone e della Corea del Sud per accaparrarsi il 4º posto a livello mondiale in termini di miglior export. Quindi tutti i colleghi che mi dicono che noi e questo governo non stiamo intervenendo per sostenere la produzione anche nell'ambito industriale, dice il falso, perché altrimenti non avremmo la possibilità di raggiungere questi dati che non vengono certificati né dal governo di centrodestra né da noi parlamentari del gruppo della Lega, ma che vengono certificati da enti preposti. E da questo vorrei partire per entrare nel merito delle misure che sono state inserite. 4 i temi che io andrò a toccare, perché per sostenere il lavoro noi dobbiamo sostenere le imprese, e l'ha già detto anche la collega Giorgiani quando mi ha preceduto nell'intervento: imprese, lavoratori, famiglie, sostegno alla natalità, e poi mi lascerà finire e concludere con un passaggio sul tema della sanità per fare chiarezza anche su questo. Allora, partendo dal termine del sostegno alle imprese, come ho già detto, noi ci inseriamo in un contesto europeo dove il governo prende atto che nell'ultimo trimestre siamo in difficoltà, infatti all'interno della manovra inseriamo l'IRES premiale. Che cos'è l'IRES premiale? Battiamo l'aliquota IRES di 4 punti percentuali in favore di quelle aziende che decidono di reinvestire l'80% del loro utile all'interno degli investimenti nei nuovi macchinari in favore delle aziende, piuttosto che nell'assunzione di contratti a tempo indeterminato, piuttosto che il sostegno delle politiche welfare o dei corsi o della formazione dei propri dipendenti. Siamo intervenuti anche con il finanziamento di 900 milioni di euro fino al 2029 della nuova Sabatini, per cercare di facilitare l'accesso al credito soprattutto delle micro e piccole imprese. Abbiamo rivisto l'industria 5.0, una norma che ci viene imposta anche qua da Bruxelles e che di fatto non ha accolto le esigenze delle aziende. Infatti noi l'abbiamo rimodulata, l'abbiamo modificata perché possa essere maggiormente attrattiva soprattutto per le piccole aziende, andando a togliere tanta burocrazia che era inserita e era imposta anche qua dall'Europa, cercando di semplificare, perché sarà dato praticamente per conseguito, senza dover fare dei calcoli astrusi come in precedenza, il risparmio energetico, che quindi permetterà di accedere anche a questa forma di finanziamento. Abbiamo implementato il fondo di garanzia delle PMI, soprattutto cercandolo di estendere anche alle aziende che hanno meno di 250 dipendenti. Siamo intervenuti in favore degli artigiani e dei commercianti con 2 interventi puntuali e mirati. Il primo, quello di velocizzare i pagamenti elettronici. Il secondo, molto importante, è quello della riduzione del 50% dei contributi dovuti per chi decide di iscriversi per la prima volta nel 2025 nella gestione degli artigiani e dei commercianti, optando così per la riduzione del 50% per i primi 36 mesi. Anche questo è un aiuto concreto che andrà a favore di circa 19.000 artigiani e di circa 25.000 commercianti. Per quanto riguarda poi i dati che vengono certificati da Istat, a me, vede Presidente, spiace veramente smentire i colleghi che dicono che i dati soprattutto sull'occupazione non sono dei dati veri, perché allora smentiscono la certificazione Istat, ultima quella del 2 dicembre, che ci attesta cosa? Ci attesta che l'Italia a livello soprattutto di disoccupazione siamo a dei livelli bassissimi, perché non è vero che siamo sopra il livello alla media europea, è la prima volta che l'Italia è al di sotto della media europea, perché se la disoccupazione media in Europa ad oggi si attesta al 5,9%, l'Italia è il 5,8% certificato da Istat. È la prima volta, quindi tripleta di risultati positivi certificati.
Secondo risultato, è la prima volta che abbiamo aumentato il tasso di occupazione, siamo arrivati al 62,5%, si può fare di più, ma certo che si può fare di più, però intanto è già un primo importante risultato. I giovani non sono neanche stati citati, anche lì abbiamo dei risultati certificati che ci dicono come la disoccupazione giovanile, anche questo sia in calo, siamo arrivati al 17,7% in ascesa certificata, anche questa da Istat. E l'occupazione femminile, anche qua ho sentito, abbiamo rotto il tetto di cristallo sull'occupazione femminile, perché siamo arrivati a superare la soglia dei 10 milioni di donne lavoratrici occupate, e questo sì può dare fastidio, perché solitamente le politiche legate al welfare e all'assistenza sociale erano temi di sinistra, e invece il governo di centrodestra sta aiutando proprio quelle fasce più deboli che erano state dimenticate dai governi di centro-sinistra. E spiace dirlo, perché anche Maurizio Landini aveva sempre detto che qualora si fosse resa strutturale e quindi in favore dei lavoratori il taglio del cuneo e soprattutto anche l'accorpamento delle aliquote IRPEF e la riduzione che qui della pressione sull'IRPEF, avrebbe dato un plauso alla maggioranza. C'era stato detto che noi facevamo politiche a spot, perché nelle precedenti manovre non era stato reso strutturale. In questa manovra noi lo rendiamo strutturale. Abbiamo impegnati 18 miliardi di euro, quindi molto più della metà della manovra, solo per rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale, che andrà a favorire soprattutto le fasce di reddito medio-basso, e anche l'accorpamento delle 3 aliquote IRPEF e soprattutto della riduzione di quella più bassa ci permette anche qua di dare un ulteriore sostegno strutturato e strutturale alle fasce di reddito medio-basse. E chi dice il contrario mente, soprattutto perché siamo riusciti anche ad inserire in modo strutturale dei provvedimenti importanti a sostegno della famiglia e della natalità, altro tema molto importante che sta a cuore soprattutto anche al ministro Giorgetti, che ha voluto intervenire anche all'interno di questa manovra dando dei segnali forti in tal senso. Ed ecco che per sostenere la natalità e per cercare di andare contro quello che è un inverno demografico ormai certificato, siamo intervenuti anche all'interno di questa manovra con il potenziamento dell'assegno unico universale. L'abbiamo tolto dai calcoli dell'ISEE proprio per cercare di dare anche qua un messaggio e un riscontro economico importante a sostegno delle famiglie con figli. Abbiamo fatto diventare strutturale il bonus per gli asili nido fino a 3.600 euro, anche qua una misura non a spot ma strutturale che si ritrova all'interno della finanziaria. Qui Parlamento.
A te la linea. Ed era il 1980 quando Ivan Graziani incideva Isabella sul treno, grandissimo pezzo che arriva dal disco Viaggi e intemperie. E già, perché abbiamo parlato di Isabella sul treno alle 18:37 minuti e 10 secondi? Perché mai come in questi giorni gli italiani stanno affollando gli aeroporti, le stazioni, i luoghi di grande transito. Gli italiani visiteranno luoghi d'arte, luoghi di religione. Domani si aprirà l'anno santo in quel di Roma e sapete, insomma, dopo quello che è successo ieri a Magdeburgo, anzi avantieri a Magdeburgo, quando un uomo ha lanciato, uno psichiatra saudita emigrato in Germania, ha lanciato la sua automobile addosso alla folla del mercatino di Natale, tra cui facendo una vittima di appena 9 anni, ecco, a maggior ragione è tempo di stare con gli occhi bene aperti. E chi ci pensa? Ci pensa l'esercito italiano con l'operazione Strade Sicure, che è in corso dal 2008, 3.000 tra soldatesse e soldati che sono dislocati sul territorio italiano e che si occupano di garantire appunto la sicurezza nei cosiddetti obiettivi sensibili. Io ho avuto il piacere di parlare, intanto sono stato nel fine settimana a vedere l'operazione Strade Sicure, cioè i militari dell'esercito direttamente in azione scusate, alla stazione centrale, e poi ho avuto la possibilità di colloquiare con il capitano Alessio Baccini, che appartiene al 10° Reggimento Guastatori di Cremona, l'unità attualmente responsabile del comando raggruppamento Lombardia e Trentino Alto Adige, quindi è lui che si coordina con le prefetture e questure di Milano, Como, Varese, Brescia, Bergamo, Monza e Brianza e Bolzano, e naturalmente lui mi ha raccontato com'è che opera Strade Sicure. Ma l'esercito italiano ha anche girato un video, per cui Lorenz, se sei pronto, lo mandiamo immediatamente in onda, poi per chi ci sta seguendo via radio ve lo descriveremo. Vai! Ci sono d'albo in bianco che le avevo impiantato. Ecco, descrivo brevemente il video di Strade Sicure per chi ci sta seguendo via radio, perché naturalmente non si può vedere. Allora, molto semplicemente, sono delle immagini che sono state girate alla stazione centrale, in Piazza del Duomo,
per le vie di Milano, non soltanto durante il giorno, quindi diciamo così tra l'Italia che ha fretta della stazione centrale, che corre a prendere i treni per andare a Roma, prende l'alta velocità, si muove e va in giro. No, non c'è soltanto questo. C'è anche un'Italia di notte, una Milano di notte, le strade silenziose, quasi deserte. Ci sono le ragazze che fermano i militari, chiedono informazioni, ringraziano. A volte accanto ai gazebo stessi dell'operazione Strade Sicure, che sono ampiamente visibili giorno e notte, capita che ci si fermi proprio perché accanto alla presenza dell'esercito ci si sente più tranquilli, specialmente quando si fa sera. Ed è da notare il modo in cui questi angeli custodi, diciamo così, in mimetica, si muovono attraverso la folla e come vengono riconosciuti e come rappresentino per chi li approccia e più in generale per tutte le persone per bene che non hanno niente da temere, un riferimento sicuro. E allora adesso ne parliamo appunto con il capitano Alessio Baccini, 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona, che è l'unità che attualmente è responsabile del comando del raggruppamento Lombardia e Trentino Alto Adige, lui l'uomo in pratica che parla e si interfaccia, si direbbe oggi in modo moderno, con prefetture e questure di Milano, Como, Varese, Brescia, Bergamo, Monza e Brianza e Bolzano. Lorenz, vai pure. Allora, noi stasera parliamo di un tema, voi li vedete spesso accanto ai monumenti, accanto agli edifici, anche qui davanti alla sede della radio li trovi tutti i giorni, a qualunque ora, sono i militari dell'operazione Strade Sicure, ovviamente è l'esercito italiano. Stiamo parlando di una realtà che è in movimento dal 4 agosto del 2008, un contingente iniziale di 3.000 donne e uomini sempre dell'esercito italiano che ha operato a disposizione dei prefetti delle province per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili, inclusa la vigilanza ai centri per l'immigrazione, nonché compiti di perlustrazione e pattugliamenti in concorso e congiuntamente alle forze di polizia. Io ho avuto il piacere di vedervi in azione, capitano. Intanto salutiamo il capitano Alessio Baccini che si occupa ovviamente di questa operazione. Capitano, intanto grazie del suo tempo e benvenuto questa sera qui a Zoom, il drive time in mezzo ai fatti di Radio Libertà. Le volevo chiedere questo, come fa una forza come l'esercito italiano, che uno dice l'esercito e quindi pensa è una forza di combattimento, come fa una forza militare a diventare una forza, non dico di polizia, ma quantomeno di sicurezza? Sì, buonasera a tutti. Guardi, in riferimento a quanto mi ha chiesto, è una questione principalmente di addestramento, anche perché se ci pensa, se una persona, comunque il nostro personale, viene addestrato per fare dei compiti molto difficili e molto particolari, come possono essere appunto la parte di combattimento, di warfighting, fare delle azioni che siano meno dinamiche, meno impegnative anche dal punto di vista appunto del combattimento, risulta sicuramente più facile. E proprio per l'operazione Strade Sicure noi con i nostri militari, i nostri uomini e donne dell'esercito, facciamo un addestramento specifico a premessa dell'impiego poi nelle operazioni. Capitano, senta, ma l'esercito italiano come viene percepito dalla popolazione quando è in azione per le strade a garantire appunto, a svolgere l'operazione Strade Sicure? Immagino che anche lei sia stato più volte per strada. Ecco, come si rapporta la popolazione quando vede la camionetta dell'esercito o i mezzi, comunque i gazebo dell'esercito con i nostri militari? Guardi, io ho assistito anche in prima persona appunto alcuni esempi di interazione con i nostri cittadini. È un'interazione continua. Il personale dell'esercito schierato sul territorio è ovviamente molto ben visto
visto dalla popolazione si rivolgono a noi per un aiuto e ci vedono come appunto le persone che sono per strada, che dare una mano per la qualsivoglia ragione, anche solo per un'indicazione stradale. Senta, vorrei un pochettino provocarla, ma in un paese che comunque ha un nutrito gruppo di forze dell'ordine tra polizia e carabinieri, perché è necessario far uscire l'esercito dalle caserme a garantire la sicurezza degli obiettivi sensibili? Non bastano polizia e carabinieri? Chiedo scusa, ma non ho sentito la domanda. Ecco, in un paese che ha un numero di forze dell'ordine, insomma, abbastanza nutrito con polizia e carabinieri, è davvero necessario far uscire anche l'esercito per mandarlo a presidiare gli obiettivi sensibili? Non bastano le forze dell'ordine normali? Guardi, allora noi con l'esercito siamo in supporto alle forze dell'ordine e per alcuni versi facciamo supporto diretto e per alcuni versi invece facciamo un lavoro a parte, all'atere. Noi ci occupiamo principalmente della deterrenza per quanto riguarda i luoghi sensibili, stiamo parlando di antiterrorismo, e ci occupiamo poi del supporto nella vigilanza anche dinamica all'interno appunto di luoghi sensibili o di zone che sono reputate sensibili, ovviamente in stretta collaborazione e soprattutto in stretto coordinamento con le prefetture e con le questure, che ci permettono appunto di inserirci all'interno di un dispositivo che è già ben rodato, ma che con la nostra partecipazione sta ottenendo, so che posso sembrare di parte, ma mi sembra che i risultati siano ottimi. Beh, direi che l'immagine generale certamente è rassicurante perché tra l'altro mentre un poliziotto o un carabiniere può andare in giro in borghese, voi siete sempre ovviamente in divisa, siete immediatamente riconoscibili e questo dà anche una percezione, specialmente in certe ore della giornata, molto rassicurante, se posso permettermi. Ma ecco, quello che voglio dire è questo: voi potete operare esattamente come le forze dell'ordine, cioè potete anche eventualmente arrestare qualcuno in caso di necessità? Guardi, noi possiamo fermare una persona che sia per un controllo o che sia anche ovviamente in flagranza. Ovviamente questa persona può essere fermata. Poi dell'arresto se ne occupano ovviamente le forze dell'ordine. Ok, quindi diciamo così che voi agite, come lei diceva prima, appunto in supporto delle forze dell'ordine, quindi voi lo fermate, esatto, dopodiché chiamate i colleghi. Sì, ed è uno dei motivi, tra l'altro, questo per i quali appunto anche coordinandoci con le prefetture, con le questure, facciamo appunto delle pattuglie dinamiche che in sinergia ovviamente con le forze dell'ordine, abbiamo delle pattuglie miste fra militari e forze dell'ordine, proprio a manifestazione del supporto che diamo diretto alle forze dell'ordine. Senta, qual è stato l'episodio più curioso che le è capitato in servizio per strade sicure? Ma guardi, o anche la richiesta magari, chi lo sa, perché per esempio quando sono stata alla stazione centrale un paio di giorni fa c'era lì appunto la caporale Olivadese e ci ha fermato un immigrato del Bangladesh che non sapeva assolutamente parlare italiano e mi pare di aver capito che gli avessero rubato il passaporto e quindi lei lo ha affidato ai colleghi, agli altri militari per cercare di dargli una mano. Ecco, questo è un esempio pratico di quello che possono fare i militari. Ma a lei che cosa è successo di curioso? Ma guardi, io di curioso che mi è capitato di vedere è la rapidità con cui i nostri militari che magari arrivano dalla Calabria, da Bolzano, da Venezia o da Roma, vengono proiettati in una città come Milano e proprio per questa continua interazione
con la popolazione civile, con i nostri cittadini, e per questa continua appunto voglia di dare una mano, abbiamo appunto dei ragazzi che vengono dalle parti più disparate d'Italia che diventano espertissimi di Milano nel giro di un paio di settimane, perché continuando ad interagire ci chiedono di continuo appunto indicazioni o anche consigli utili su dove andare a mangiare, per esempio, per cui diventano espertissimi nel giro di pochissimi giorni. Sente, dal punto di vista dell'ordine pubblico, le è capitato di intervenire in qualche situazione, diciamo così, complicata? Se me lo può dire, ovviamente. No, guardi, direttamente non sono stato impiegato. Il mio attuale impiego al momento è quello di caposala operativa presso la sala operativa del raggruppamento Lombardia Trentino Alto Adige, quindi io in questo momento mi occupo di gestire le pattuglie che sono sul terreno, quindi dal momento in cui escono dalla caserma al momento in cui appunto si interfacciano poi con le forze dell'ordine o vengono coinvolte all'interno appunto vengono coinvolte in eventi in supporto della popolazione, in supporto delle forze dell'ordine. Io le gestisco direttamente, le posso spostare sul terreno, o poi mi interfaccio anche con la questura per esempio di Milano, la questura di Varese, la questura di Como, Monza e Brianza, fino ad arrivare alla questura di Bolzano. Il mio lavoro è principalmente questo. Poi nello specifico non vado, cioè non sono io principalmente, certo, che vado direttamente sul campo. E i punti più caldi in questo periodo quali sono, se ce lo può dire? Guardi, uno dei migliori, diciamo, punti che stiamo ottenendo i migliori risultati in questo momento sono le stazioni. Faccio l'esempio la stazione di Milano Centrale, la stazione di Porta Garibaldi, fino ad arrivare alla stazione di Rogoredo. Attualmente, motivo anche per il quale di recente è stato anche incrementato il personale proprio per dedicarlo a queste grandi stazioni, sono i punti, diciamo, dove stiamo ottenendo i migliori risultati e dove secondo me la nostra presenza era necessaria, e per come era necessaria, grazie anche a un po' di flessibilità, diciamo, di cui l'esercito è dotato a livello di schieramento proprio delle forze, siamo riusciti ad intervenire quasi subito, insomma. Ma quando si è operativi in una situazione appunto affollata come può essere la stazione o anche il Duomo di Milano e così via, c'è tensione? Perché comunque, voglio dire, siete col giubbotto antiproiettile e il mitra tracolla, quindi qualche malintenzionato, non ci sono solo le persone bene intenzionate che vi vedono, vi salutano e magari sono contente anche di vedervi. Può succedere che magari il malintenzionato dice: ah, sono loro, aspetta un attimo che li prendo di mira. C'è questa tensione quando si svolgono questi servizi? Guardi, la tensione c'è sicuramente, la stessa tensione che si può provare partecipando magari a una missione all'estero, per cui i nostri militari poi tutto questo, essendo addestrati, è quello che fanno ogni giorno. Poi è proprio, lo so che sembra scontato da dire, però è proprio un discorso di trovarsi magari in situazioni nuove, situazioni in cui magari uno non è abituato ad operare, per istintivamente far presa su quello che è stato l'addestramento ricevuto e cercare di reagire nel migliore dei modi. Questo sicuramente. Secondo lei 3.000 donne e 3.000 uomini sono sufficienti a integrare l'operatività delle forze dell'ordine, oppure ci vorrebbe più personale per strade sicure? Ma a me sembra un dispositivo che attualmente è adeguato. Poi ovviamente nel caso ci siano delle nuove necessità a livello appunto che ci possono essere richieste a livello delle questure
o a livello dei cittadini, ovviamente ci dovremo adeguare a quelle che sono le esigenze. Quindi se ci sarà l'esigenza se aumenteranno le esigenze di cooperazione con le questure, se aumenteranno le esigenze da parte dei cittadini, ovviamente dovremo aumentare anche il numero di uomini e donne impiegati, il numero di mezzi impiegati per cercare di dare una risposta concreta a quelle che sono le esigenze. Sicuramente. Allora, capitano, io la ringrazio del suo tempo e insomma, buon lavoro a lei e buon lavoro anche a tutti i militari di Strade Sicure, anche perché per voi non c'è né Natale né Pasqua né Ferragosto né feste, siete costantemente impegnati, immagino 24 ore su 24. Sì, confermo, siamo impiegati H24, siamo impiegati 7 su 7, però da un certo punto di vista fa parte del mestiere, è una cosa con cui conviviamo quotidianamente, ma ci conviviamo tranquillamente. Però, se mi permette, volevo cogliere l'occasione, perché così posso fare anche io gli auguri a tutti i Certamente, radioascoltatori. capitano. Se ci vedono in giro, ci vogliono salutare, questo fa sempre sicuramente piacere, soprattutto in questo periodo di festa, che fa piacere, insomma, sentire il calore della gente, che fuori fa parecchio freddo, sentire il calore della gente sicuramente aiuta. E questo è un invito, saluto a pubblico ufficiale, non è reato, quindi salutate che vi salutano e sono pure contenti. Grazie capitano. Grazie a lei. Di nuovo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
A te la linea. Grazie Lorenz, avete ascoltato uno smagliante Giorgio Gaber con Barbera e Champagne, a noi grazie a 1970, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, alle 19, 2 minuti e 45 secondi per Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, in questa edizione natalizia, puntata numero 907. Prima di passare alla grande città di Carla De Bernardi, ecco perché abbiamo messo Barbera e Champagne, perché stasera si parla di mangiare, tra l'altro, di buon mangiare. E vi volevo leggere una zappa che è arrivata al 340-670-9659. Buon Natale, signor Antonino, e tutta la radio. Un brutto Natale ai conduttori di sinistra della 7 della Rai, specialmente quei comunisti che sono in Mediaset. Ciao. Ora, dai, è Natale e festa per tutti, quindi buon Natale a tutti, indipendentemente dalle idee politiche. Certo, mi hai ricordato la buonanima di mia nonna Concetta che quando finì la partita, la finale dei mondiali del 2006, dopo la vittoria dell'Italia, la televisione indugiò su un paio di giocatori di colore della Francia che piangevano. E lì domani mia nonna, facendo una sorta di resumé della partita, disse: e c'erano chi gli duni ricegli caciangenu, e buono, disse, che tu non puoi ma ride sempre. Ecco, ve lo traduco. Dice, c'erano quei due giocatori di colore che piangevano, e vabbè, ho detto, che non è che puoi ridere sempre tu. Ecco, non è che possono ridere sempre gli altri, amico mio. Ogni tanto ridiamo pure noi. Comunque, buon Natale a tutti, fuori di polemica e di metafora. Allora, Barbera e Champagne, 1970, immenso Giorgio Gaber, ed è il momento, ladies and gentlemen, di niente poco di meno che la grande città con Carla De Bernardi, che si parla stasera di roba buona da mangiare, io già l'ho collina in bocca. Vai pure Lorenz, vai! Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano. Non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. E allora, eccoci qua, questa sera la luce non ci favorisce, un momento che mi giro, così almeno mi vedo anch'io. Eccoci qua. La mia luce va bene però, no? Sto parlando della mia. Allora, È un scuro in effetti. Questa sera eccoci qua con Carla De Bernardi, come sempre per la grande città. Cara Carla, allora, puntata natalizia, e quindi puntata natalizia vuol dire sostanzialmente tre cose: panettone, cotoletta e cassola a Milano, o no? Allora, aspetta, il bello della diretta, aspetta, vediamo chi mi chiama. Ah, cavolo, non ho spento il telefono. Aspetta un secondo che vedo chi è e gli dico che non posso. Ah, aspetta. Ecco, chiamata vocale persa. Aspetta che metto in... È una mia amica che mi chiama da Udine, figurati. Adesso metto in silenzioso perché sennò mi richiama quanto è vero il Dio, come diceva la mia mamma. Quanto è vero il Dio. Ecco, silenzioso, ci siamo. Allora, il panettone è sicuramente natalizio, la cotoletta per tutto l'anno e la cassola d'inverno, quindi sicuramente natalizia. Infatti, eccolo qua il panettone. Io credo che tanti conoscano la storia del panettone, però ci sono diverse versioni, no? Tu lo sai, Antonino. Poi racconterai tu quella dell'archivio di Napoli. Allora, il panettone si dice che nacque alla corte di Ludovico il Moro. Ludovico il Moro era un mecenate, riuniva alla sua corte persone come Leonardo, Bramante e tutte quelle belle cose lì, perché come si chiama, il Rinascimento milanese non è da meno del Rinascimento toscano, questo forse non lo sanno tutti, ma è uno dei miei pallini, perché a Milano appunto vennero da tutta Italia personaggi di quel calibro,
quindi Certo. la corte di Ludovico il Moro attirava questi grandissimi artisti e letterati. Sai perché si chiamava il Moro? C'è qualcuno che dice che si chiamasse il Moro perché aveva la pelle scura, ma invece sembra che si chiamasse il Moro perché lui aveva incrementato, perché non è stato lui il primo, ma incrementato l'allevamento dei bacchi da seta. E il bacco da seta si chiama Moron. E quindi sembra che lui venne detto Ludovico il Moro per questo. Insomma, alla sua corte comunque fastosissima si radunavano a Natale i più grandi notabili della città e un anno al pranzo di Natale il cuoco, forse non era neanche uno solo, ma insomma si dice il cuoco, bruciò il dolce e disperato, non sapeva come fare, aveva un garzone che si chiamava Tony, il quale Tony era molto, oggi si direbbe creativo, no? Ingegnoso, andò in dispensa, trovò farina, uova, latte, uvette, le famose uvette canditi, scorza di cedro, uvette che sarebbe poi uva sultanina, quindi il nome uva sultanina è più esotico, fece un impasto, lo infilò in forno e ne uscì il panettone. Perché si chiama così? Perché allora quando venne portato in tavola il cuoco era preoccupato perché dice praticamente è un pane con degli ingredienti, non è un vero dolce, un vero dessert, come si dice oggi. Invece ebbe un successo strepitoso e allora il cuoco venne chiamato per fargli i complimenti e lui, che era un signore leale, non rubava le idee agli altri, come fanno invece tanti che si appropriano delle creazioni altrui, disse no, non è il mio, lei è il pan del Tony, nel senso è il pane che ha fatto Tony, quindi è il pan del Tony, da cui panettone. Non è l'unica cosa che si dice, a parte che questo panettone divenne subito un dolce molto come si dice, conosciuto e molto apprezzato da tutti. Pare che anche il Manzoni e la sua moglie, la sua seconda moglie Teresa Stampa, mangiassero un sacco di panettone. Da dove ho preso questa notizia non me lo chiedere perché non me lo ricordo, è comunque scritto nel mio libro sulla storia di Milano, e in tempi austro-ungarici il governatore austriaco Fichelmont lo regalava sempre al principe Metternich, quindi era un omaggio che si faceva, un omaggio prezioso, cioè non era una roba da poco mandare il panettone, tant'è appunto che se lo scambiavano tra i potenti. Un'altra possibilità è che fosse stato fatto da Messer Ughetto degli Atellani. Messer Ughetto degli Atellani era un nobile falconiere che si innamora della figlia di un fornaio, Algisa, la figlia del fornaio, ma il padre del falconiere non voleva che il figlio stesse con la figlia del fornaio, perché erano poveri, perché erano persone modeste, no? Allora cosa fece il conticino, il contino? Sai, com'è Mozart, scusa, no, quello è il chitarrino, niente, sono i miei voli pindarici. Il conticino si fa assumere dal fornaio e inventa il panettone e quindi inventa questo dolce che fa diventare ricco il fornaio e lo fa diventare ricco e famoso, e così la figlia Algisa. E quindi il padre del conte non può più opporsi alle nozze, perché nel frattempo Algisa è diventata la figlia di un ricco signore, il fornaio, che è diventato ricco e quindi non c'è più motivo di contrastare le nozze. Ultima possibilità sul panettone è che sarebbe una derivazione di una tradizione che nelle famiglie a Natale si preparavano 3 pani grandi, quindi panettoni, no? E si aggiungevano degli ingredienti tipo appunto l'uva sultanina, il cedro, eccetera, in questi pani grandi e che poi venivano, come si dice, incisi con una croce. Infatti il panettone, se ci fai caso, ha una croce sopra. Non so se adesso ancora il panettone ce l'abbia, ma io mi ricordo da ragazza che il panettone aveva questa croce, perché questa croce veniva incisa
per ricordare l'ultima cena, e poi tutti i commensali bevevano a turno nella stessa coppa come gli apostoli. Una parte di questi pani grandi veniva messa via per essere mangiata a San Biagio, il 3 febbraio, Sì. che è il santo protettore del mal di gola, no? Sì. Quindi il 3 febbraio si mangia il panettone avanzato e serve a proteggere la gola. Quindi se vi regalano un panettone o comprate un panettone, mettetene via una parte, perché lo mangiate, poi buonissimo se lo fai sulla tostato, no? Perché il panettone il 3 febbraio potrebbe essere un po', come si dice a Sì. Milano, posso. Se lo fai grigliato diventa squisito e ti protegge dal mal di gola. Un'altra cosa da dire sul panettone è che quando Motta impiantò la sua fabbrica di panettone, che mi sembra fosse in fondo a Viale Corsica, c'era questo negozio, alle spalle facevano c'era la cucina dove venivano prodotti i panettoni arrivavano su una specie di nastro trasportatore, arrivavano in negozio e dal nastro trasportatore venivano buttati sul bancone. E questa cosa divertiva talmente tutti che tutti andavano a comprare il panettone da Motta perché per assistere al trasporto e al panettone che veniva così messo sul bancone. Tra l'altro, tu sai che il panettone adesso non è sempre il panettone alto che era quello tradizionale. Sì. Il panettone veniva proprio da Motta, veniva fasciato alla base con una fascia di cartone, sai, di cartone Sì, il a pirottino. righine, a costine, e questo comprimeva la base del panettone e lo faceva crescere in altezza. E quello è il panettone di cui io mi ricordo di quando ero ragazza. Adesso li fanno bassi, ci mettono dentro di tutto, il pistacchio, la cioccolata, l'ananas, ma il panettone tradizionale era quello alto e con gli ingredienti del pan del Toni, Esatto, sostanzialmente. io sono fedele alla linea, infatti. Sono fedele alla linea. Adesso racconta tu la cosa del panettone fatto Sì, da... negli annali delle cucine del Palazzo Reale a Napoli per il Natale 1819 risulta che l'allora piccolo, perché aveva solo 9 anni, futuro Ferdinando II di Borbone, il re bomba, insieme con i fratelli vollero fare una sorpresa ai genitori per Natale e fecero lo pane todesco, che sarebbe il panettone, cioè veniva chiamato lo pane tedesco, il pane tedesco. Che lo chiamavano il pane tedesco? Sei riuscito a capirlo? Ma molto probabilmente perché veniva da molto lontano, insomma, veniva certo. O forse molto pensavano vicino con la Germania, insomma, rispetto a Napoli. O forse pensavano che gli austro-ungarici fossero tedeschi, insomma, erano comunque quasi tedeschi, diciamo. Sì, perché appunto poi nel 1819 Milano era sotto il dominio austro-ungarico, quindi ci poteva stare chiamarla così. E quindi col panettone abbiamo detto praticamente tutto. No, c'è ancora una cosa da dire su Motta. Tra l'altro Motta e Alemagna, tutti e due, le famiglie, hanno delle bellissime edicole al Monumentale, uno da una parte a Ponente e uno a Levante. Questo per dire che la loro rivalità dura ancora anche dopo la vita, no? Perché sono due edicole molto importanti, molto belle, che rivaleggiano anche in bellezza architettonica e artistica. Quella di Motta ha delle sculture di Manzù, 6 sculture di Manzù che rappresentano Gesù flagellato, la Maddalena, l'arcivescovo, insomma delle figure religiose o bibliche, e anche l'altare è fatto da Manzù, e invece quella di Alemagna ha delle sculture molto belle di Eros Pellini, che è un autore poco conosciuto, figlio di Eugenio Pellini, che era un grande artista liberty. Eros Pellini è un artista degli anni 20-30 che ha fatto a Milano delle cose bellissime. Tantissimi palazzi milanesi hanno delle sculture o dei bassorilievi, per meglio dire, di Pellini, Eros Pellini. E per esempio la Fontana delle 4 Stagioni di Piazza Giulio Cesare, ci sono le 4 stagioni, quindi 4 figure femminili in marmo, ognuna con i simboli della stagione, e sono fatte proprio da Eros Pellini, che è una cosa che anche questo sanno in pochi. E anche questo non mi chiederei dove l'ho scovato, perché
delle volte mi chiedo anch'io dove ho trovato tutte le notizie per fare un libro di storia di Milano di Noi ben comunque vi consigliamo di 850 leggerlo, La pagine. Grande Milano. Sì, no, io sto parlando del libro La storia di Milano in questo Sì. caso, ma comunque sì, anche La Grande Milano. Invece parliamo un attimo della cotoletta, Ecco qua. perché poi parleremo della cassola. Allora, Eccola qua. la cotoletta O milanese. orecchie d'elefante, che dir voglia, sì. Ci sono diverse versioni. L'orecchia di elefante, che è questa che fai vedere tu, che è senza osso. Poi c'è invece la versione con l'osso, anzi che si dice col manico, che è fatto dal nodino di vitello, quindi è più alta Sì. ed è più piccola e c'ha il manico. Invece questa che dici tu, l'orecchia di elefante, è fatta con una fesa più sottile, quindi non è la cotoletta vera e propria, o costoletta, non ho mai capito quale delle due, ed è molto più grande e può prendere anche un piatto intero la cotoletta orecchia di elefante. Allora, noi sosteniamo che la cotoletta milanese nasce a Milano, se no non la chiameremmo così. Qualcuno dice che a un certo punto comparve a una cena di gala data da un certo conte Attevis, di cui si sono perse completamente le tracce, e compare questa cotoletta che viene definita così: piatto a base di vitello impanato nell'uovo e rosolato nel burro, che è la ricetta della cotoletta. Però la panatura ha origini molto più antiche, perché sembra che la panatura abbia avuto origine nelle antiche cucine medievali per copiare quello che facevano i ricchi. Cioè i ricchi facevano una velatura d'oro sulla carne, proprio di oro vero, sai, come il risotto giallo dei Marchesi, che metteva la foglia d'oro. Allora i nobili e i ricchi mettevano la velatura d'oro sulla carne, i poveri, che non potevano mettere l'oro, si inventarono, per ottenere lo stesso risultato estetico, di mescolare il pane grattugiato con l'uovo, e quindi la panatura nascerebbe nell'antichità. Pietro Verri, che è uno che ha scritto una storia di Milano molto importante, alla quale io ho molto attinto fino a un certo punto, perché poi Verri a un certo punto nel Settecento muore e quindi la sua storia di Milano si ferma molto prima della mia, ovviamente. Però lui sosteneva che la cotoletta venne inventata in occasione del compleanno di Satiro, che non era ancora santo, e che era il fratello di Ambrogio, che non era ancora santo. I canonici della Basilica, dove lui era vescovo, dove Ambrogio era vescovo, per festeggiare Satiro, hanno inventato la cotoletta, e all'epoca la chiamarono lombolos cum panizio, perché i monaci a quell'epoca parlavano il latino, no? Certo. Quindi lombolos cum panizio. Però se andiamo a vedere un trattato del Settecento francese che si chiama La science du maître d'hôtel, la scienza del maître d'hôtel, anzi du maître d'hôtel cuisinier, quindi la scienza dello chef, per capirci, il cui autore si chiama Joseph Menon, lui parla di sottili e morbide bistecchine marinate in burro fuso, sale, pepe, chiodi di garofano e erbe aromatiche passate nella farina, e gli dà uovo e pangrattato, ovviamente, e gli dà il nome di côtelette in francese, 700. Ma a Vienna invece si mangiava la Wiener Schnitzel, che quindi la Wiener Schnitzel è sempre la cotoletta, però la Wiener Schnitzel ha una caratteristica: uno, che può essere fatta anche di maiale, e poi che gli si mette sopra una fettina di limone. Io so che l'ho mangiata così in Austria, ti mettono la fettina di limone, guarda che è una roba che non ci si crede quanto è buona, un'acciughina e dei capperi. Tu con la forchetta schiacci l'acciuga e i capperi sul limone e viene fuori un sapore della cotoletta strepitoso. E in Austria lo abbinano sempre alla famosa insalata di patate, no? L'insalata di patate viene abbinata alla cotoletta, mentre da noi abbiniamo tipo le patatine fritte, credo, con la cotoletta. E poi appunto c'è la Wiener Schnitzel vom Schwein, che è la Wiener Schnitzel di maiale.
Quindi gli austriaci dicono che l'hanno inventata loro, la Wiener Schnitzel, i francesi la côtelette del maître cuisinier, Satiro, Pietro Verri, Satiro, per l'onomastico di Satiro come si dice, i canonici della Basilica di Ambrogio, e invece poi da ultimo questo aiutante di campo che si chiamava Conte Attems, che l'avrebbe fatta comparire a un banchetto e la descrivono come appunto un piatto a base di vitello impanato e fritto nell'uovo. Insomma, sono 4 versioni per raccontare la nascita della meravigliosa cotoletta, che poi è rimasta così come il panettone, no? Sono piatti che sono rimasti per sempre nella tradizione. Abbiamo anche tempo di parlare un momento della cassuela o no? Certo che l'abbiamo questo tempo. Attenzione, voilà! Eccola qua, meravigliosa. Qui c'è un'altra storia molto bella. Allora, siamo negli ultimi decenni del 200, quindi andiamo molto indietro, e a Milano arrivarono i religiosi di Sant'Antonio Abate, che era un anacorete egiziano che viveva nel deserto, dove era tormentato dal diavolo. E se ti ricordi c'è una canzone di Iannacci e i Gufi che si chiama Sant'Antonio allo deserto. Sì. È una canzone molto divertente, come tutte le canzoni di Iannacci e dei Gufi. Sant'Antonio allo deserto, cercatela perché è molto divertente. Questi monaci che erano legati a Sant'Antonio Abate, l'anacoreta del deserto, vennero a Milano alla fine del 200, provenivano da un'abbazia francese, l'abbazia di Vienne, erano vestiti di nero e avevano una croce azzurra sul petto a forma di T greca, sai la T greca come è fatta, no? E loro avevano fondato un ospedale che era specializzato nella cura del fuoco di Sant'Antonio, cioè del cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, che in realtà in termini medici si chiama herpes zoster. L'herpes zoster è una brutta malattia se ti acchiappa, perché ti prende i nervi, e se ti prende i nervi del volto, il trigemino, eccetera, eccetera, può creare anche seri problemi anche all'occhio. Tant'è che adesso è in corso, io l'ho fatto, io sono abbastanza restia a fare i vaccini, ma dopo aver visto una mia amica che è rimasta quasi cieca per l'herpes zoster, il vaccino contro l'herpes l'ho fatto, ed è consigliato alle persone di una certa età, non certo ai giovani, perché i giovani non li prende così male, però a una certa età, diciamo sopra i 60, il vaccino contro l'herpes, io poi ti dico l'ho fatto perché ho visto questa mia amica che veramente è stata malissima, ha rischiato di perdere l'occhio, quindi mi sono detta, vabbè, vinciamo l'avversione per i vaccini, nata in epoca che ti puoi immaginare, che però io i vaccini poi alla fine li ho fatti, ne ho fatti 3, vabbè, non entriamo in questo campo che mi sembra un campo veramente minato. Esatto. E questi qui erano specializzati nella cura dell'herpes. E come curavano l'herpes? Lo curavano con grasso di maiale. Quindi cosa facevano loro? Facevano una specie di unguento col grasso di maiale, lo applicavano sulle ferite da herpes zoster e l'herpes guariva. Quindi se non volete fare il vaccino prendete un maiale oppure comprate del lardo e mettetelo sulle ferite dell'herpes. È una forma di cura un po' meno tradizionale, anzi più tradizionale ma un po' meno, come dire, convenzionale, però probabilmente si può curare l'herpes anche col grasso di maiale come facevano loro. E cosa facevano questi maiali? Questi maiali erano liberi di girare per Milano, e per riconoscerli che erano i maiali di Sant'Antonio Abate, avevano a loro volta la T incisa sulle chiappe, per cui quando tu vedevi un maiale con una T su una chiappa, capivi che era uno dei maiali dell'ospedale di Sant'Antonio, ed era severamente punito chi li maltrattava oppure chi se ne appropriava per farne appunto cibo. A un certo punto il governatore di Milano spagnolo, e siamo nel 600, che si chiamava Ferrante Gonzaga, decise che i maiali emanavano quello che lui definì un brutto puzzare. Guarda che un brutto puzzare è una bella espressione. E molto quindi, elegante. Molto elegante, emanavano un brutto puzzare, quindi decise che la cura dei malati di herpes
venisse delegata all'ospedale Maggiore, che nel frattempo era nato alla fine del 400 con Francesco Sforza, e le strade furono liberate dai porcelli. Però rimase la festività di Sant'Antonio, che cade il 17 gennaio, che era il giorno in cui si macellavano i maiali. Cioè probabilmente i maiali, una volta che avevano finito il loro ciclo di essere animali utili per la cura, venivano poi macellati. Venivano macellati il 17 febbraio, il giorno di Sant'Antonio. E quindi c'è poi il famoso detto che tu conoscerai sicuramente, lo conosceranno tutti, che del maiale non si butta via niente, no? Infatti. Perché quel giorno lì di Sant'Antonio, quando macelli il povero maiale, è chiaro che per chi è vegetariano ascoltare questa cosa è uno strazio, ma comunque è storia. Quel giorno lì si macellava il maiale e si facevano i verzini, le salamelle, si preparavano le costine, i piedini, poi la coda, l'orecchio. Se vai da uno di quei macellai specializzati in carne suina, ce n'è uno qui in Piazza Wagner, vedi proprio che ci sono le orecchie, i musetti, la coda, cioè proprio tutto, cioè veramente il maiale viene utilizzato tutto. La cassola sembra un piatto difficile, è difficile da digerire in realtà, ma non è difficile da fare, perché è una preparazione piuttosto semplice. Devi unirci le verze, che devono essere, se si può, gelate, quindi devono essere verze che hanno preso una gelate dalla brina, e poi metti insieme appunto tutte queste parti del povero maiale e con la polenta. E questa è la cassola con polenta che trovi in tutti i ristoranti milanesi, insieme alla cotoletta, insieme al riso allo zafferano, insieme al panettone. Anche il riso allo zafferano ha una leggenda, perché sembra che le vetrate del Duomo, che vennero fatte durante il Rinascimento, Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Dovresti saperlo, dillo tu. Sì. Allora, la leggenda vuole che praticamente sia stato uno scherzo che venne fatto al pittore che stava dipingendo di giallo una parte degli antelli, cioè i pezzi delle vetrate, i singoli riquadri delle vetrate del Duomo, e per scherzo usò lo zafferano come colore giallo, e poi invece ci si rese conto che lo zafferano era meglio dentro il riso. Esatto, ma poi c'è un'altra, anche una seconda leggenda che dice che questo qui, che pare si chiamasse Zafferano lui, per cui da cui verrebbe questo nome, era innamorato di una ragazza, la figlia di un altro mastro vetraio, comunque di un artista del Duomo, e per fare dispetto, quando ci fu il banchetto di nozze, lui, sperando di fare dispetto all'amata che sposava un altro, mise dello zafferano, appunto del pigmento giallo nel risotto, e invece era ottimo, perché fino a quel momento lì il riso che si mangiava a Milano era solo riso bianco, e a un certo punto invece, quando questo mette lo zafferano, che era sì una spezia, no? Che evidentemente facevano arrivare dall'Oriente per poter fare appunto delle misture di colori, così come con lapislazzulo si faceva l'azzurro, no? E così come si chiama, col verme si faceva il vermiglio, come si chiama, la cocciniglia si faceva il vermiglio, cioè i colori venivano fatti con delle pietre e delle spezie e delle cose che si trovavano in natura. Erano tutti colori naturali, e quindi lo zafferano faceva il giallo. Da un lato appunto lui lo usò, sembra, o glielo fecero usare, o gli fecero questo scherzo per metterlo nelle vetrate, e divennero così luminose che invece di essere un difetto divenne un pregio. Idem la storia del risotto, che doveva essere rovinato dallo zafferano e invece fu esaltato. E da allora in poi appunto anche noi abbiamo il risotto allo zafferano. Comunque questo ti spiega, Antonino, come Milano sia stata anche una, come si dice, una fucina di sperimentazioni anche enogastronomiche,
perché a Milano ci sono state tante dominazioni, la dominazione spagnola, la dominazione austriaca, la dominazione francese, quindi sono arrivate, la cucina milanese è stata innervata, per dirla in maniera adotta, da altre cucine. Pensa che i mondeghili sembra che siano di derivazione araba, perché si chiamavano albunduk, e poi gli spagnoli li prendono, li assumono ad albunduk, albondeghito, poi diventa albondeghito e poi albondeghito diventa mondeghili. I mondeghili sono un altro piatto tipicamente milanese che viene fatto con gli avanzi del lesso e dell'arrosto, che vengono tritati e messi nella foglia di verza. E quindi anche i mondeghili hanno un'origine arabo o spagnola. Quindi non so che cosa noi abbiamo di cucina veramente autoctona milanese. Non lo so nemmeno io so soltanto però che mi è venuta una fame enorme, Carla. Allora, il 30 non ti disturberò perché francamente presumo tu sia in vacanza. Ci rivediamo allora dopo le vacanze? Sì, ma a Milano comunque, non mi muovo. Allora, se tu vuoi, possiamo registrare qualcosa, preparare qualcosa per la fine Ma se dell'anno. vuoi sicuramente, se ci viene in mente qualcosa, perché qua bisogna spremersi le meningi. E beh, vi racconteremo allora le usanze meneghine di Capodanno. Di Capodanno, poi avremo tutta la storia, per il 6 avremo tutta la storia dei Re Magi, che a Milano, come sai, sono celebratissimi, no? Sant'Eustorgio, la sfilata dei Magi, eccetera, eccetera. Insomma, argomenti ne abbiamo, Antonino. Finché ce li abbiamo andiamo avanti. Quando non ne avremo più, non ne avremo più. Milano non finisce, cara Carla. Buon Natale. Buon Natale, Antonino caro, un abbraccio. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. È la gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo. Arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Guarda Ermonne blu che pare un bijou, quello che verrà domani nessuno lo sa, fammi divertì per oggi papà. Era Alvaro Vitali con Col fischio senza 1982 da Pierino contro tutti, le 19:36 minuti e 36 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, questa puntata prenatalizia di Zoom. Chiudiamo con la scuola. Io ho parlato con Felice Manti, inviato de Il Giornale, e lui mi ha raccontato il sequel della storia di Abbiategrasso, dove un ragazzo ha picchiato un professore, un ragazzo che ha dei problemi
di salute, diciamo così, di salute mentale, dei problemi che ha avuto bisogno, che ha chiesto, insomma, la famiglia aveva chiesto sostegno e appoggio da parte della scuola, insomma, con Felice scopriamo come è andata a finire. Lo ringrazio e ringrazio tutti voi. Dopo questa intervista andrà in onda la sigla e ci saluteremo con Luciano Pavarotti e il coro dell'Antoniano e l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Tu scendi dalle stelle, eseguita nel 1997. A tutti voi, ovunque voi siate, giunga il nostro più cordiale e sentito augurio di buon Santo Natale del Signore 2024. Grazie per essere stati con noi anche stasera e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora finire e deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna e che Dio vi benedica. Buonasera. E allora questa sera torna a trovarci un amico, oltre che inviato de Il Giornale, è Felice Manti. Felice si è occupato di un fatto un po' particolare, forse lo ricorderete, ad Abbiategrasso c'è stato uno studente che ha picchiato un professore, dopodiché l'ufficio scolastico regionale ha deciso che la punizione è eccessiva e di conseguenza adesso questo ragazzo sarà riammesso a scuola. Il professore, saputa la notizia, ha annunciato che lascerà la cattedra. Insomma, mi pare che siamo un po' nel mondo al contrario. Che sta succedendo, Felice? Allora, guarda, bisogna un attimino diciamo, fare la tara, come si dice in questi casi, no? Alle cose che sono successe. Allora, certamente c'è stata un'aggressione in questa classe da parte di questo ragazzo nei confronti di questo insegnante, che era, diciamo, il suo primo giorno di lavoro in quella scuola. E questo ovviamente è una dinamica che va presa in considerazione, perché ovviamente, diciamo, non è che si tratta di un litigio tra uno studente e un professore con cui ha un rapporto consolidato, ma un litigio con un professore che, diciamo, è entrato per la prima volta in questa classe. Il ragazzo è evidentemente un ragazzo difficile, questo si era saputo sin da subito, diciamo, io so molte cose su di lui, ma non voglio dirle per non, diciamo, identificare il ragazzo, anche perché essendo minore la sua identità va certamente protetta e tutelata, così come la sua fragilità, però diciamo che è un ragazzo che ne ha viste tante, che ne ha vissute tante e che, diciamo, secondo i genitori, che sono delle persone con la testa sulle spalle, meritava una serie di tutele e di protezioni, banalmente un insegnante di sostegno che la scuola finora non era stata in grado di garantire. Quindi non era un ragazzo, diciamo, normale, era un ragazzo con delle sue fragilità. Quindi diciamo che questo scontro tra due fragilità ha portato a questa aggressione certamente spregevole, certamente da condannare, proprio perché diciamo, la classe, la scuola è il primo momento di democrazia in cui i ragazzi vanno in questo istituto per imparare a stare al mondo, imparare un mestiere, imparare come si vive, imparare cosa hanno fatto i nostri avi in passato per trarre le lezioni, no? Per il futuro. Quindi non è certamente un luogo in cui si può diciamo, dare l'escandescenza, utilizzare peggio che mai la violenza in un luogo appunto dove dovrebbe esserci il primato della cultura, dell'informazione e dell'educazione. Però è anche vero che insomma la punizione che poi avrà preso questa scuola sull'onta dell'entusiasmo, cioè vale a dire quello di espellere i ragazzi e di impedirgli persino di fare l'esame di fine anno, è sembrata non all'uomo della strada ma all'ufficio scolastico regionale, che ha una sua, diciamo, commissione di garanzia, una diciamo, risposta un po' troppo pesante per il ragazzo. Ci sono delle motivazioni in questo documento che io ho letto, in cui si fa riferimento al fatto che, per esempio, quando il consiglio di classe ha stabilito questa pena, che poi è stata trasmessa al consiglio di istituto e l'ha effettivamente irrogata, diciamo, non è stata data alle parti, cioè al ragazzo e ai genitori del ragazzo, la possibilità di spiegarsi e di partecipare a questo evento. Questo dice l'ufficio scolastico regionale, quindi già questo, diciamo, è un vulnus, no? Certo. Rispetto a questa decisione. Stesso dicasi per il tipo di sanzione, perché diciamo, è prassi per un documento, per un protocollo, diciamo, che è vigente nella scuola dal 2008, che diciamo, la pena, la sanzione disciplinare possa essere successivamente convertita,
cioè diciamo da una sanzione di appunto tipo disciplinare, quindi la sospensione, la nota, cioè si possa in qualche modo passare una conversione come il lavoro di pubblica utilità, il ragazzo che fa ammenda, insomma tutta una serie di cose dentro la scuola che consentono a questo ragazzo di diciamo, espiare la sua colpa e pagare le sue responsabilità, perché evidentemente di responsabilità ce ne sono, senza che questa cosa influisca sulla sua carriera scolastica, anche perché dice sempre questo protocollo del 2008 che non è stato pienamente applicato, dice l'ufficio scolastico regionale, e prevede che comunque la scuola debba, un po' come il carcere, tra virgolette, educare e di conseguenza rieducare. Quindi se la scuola di fronte a un atteggiamento certamente sbagliato, certamente negativo, certamente da colpevolizzare, si ritrae a riccio e espelle il suo corpo peggiore, diciamo non dà la risposta che uno si attenderebbe da una scuola che fa appunto dell'educazione, della cultura e dell'apprendimento la sua missione principale, no? Infatti il paragone col calcio, perché anche sul calcio si fa sempre questo discorso, il calcio dovrebbe rieducare, quindi dovrebbe consentire alle persone che sono lì a espiare una colpa di rientrare dopo aver pagato il loro debito. In questo caso non si dà la possibilità a questo ragazzo espiato il debito di tornare a scuola, e quindi il Consiglio regionale ha deciso di riammetterlo a scuola. Il ragazzo, io ho sentito i legati della famiglia, è contento di tornare a scuola. In questi mesi, questo fatto succede a ottobre, ha studiato. Certamente il suo comportamento non può, diciamo, la punizione non può finire qui. So per certo che c'è una denuncia per aggressioni, violenze a pubblico ufficiale da parte dei carabinieri di Abbiategrasso, che ovviamente andrà avanti e troverà un suo iter. Poi chiaramente diciamo, la questione andrà risolta anche in tema civile, di eventuale risarcimento, eccetera, eccetera, ma questa cosa esula dall'aspetto scolastico. Per me era interessante riportare questa notizia proprio perché all'apparenza è una sentenza che fa discutere, nel senso che uno dice com'è possibile che un ragazzo violento non venga allontanato definitivamente dalla scuola. Dall'altro si ragiona su un aspetto tecnico, diciamo dall'Egulei, cioè il mancato rispetto dell'applicazione di un protocollo, ma in realtà anche un ragionamento di buonsenso, fatto salvo queste questioni che siamo detti prima, cioè il ragazzo è un ragazzo con una particolare situazione familiare e personale, anche emotiva e anche diciamo comportamentale, su cui stanno lavorando alcuni professionisti. Mancava l'iniziativa di sostegno, che in questi casi ha anche l'onore e l'onere di mediare, no, in queste relazioni tra studenti e insegnanti. Probabilmente il fatto che questo insegnante fosse il primo giorno diciamo ha contribuito ad aumentare diciamo l'incomprensione, o come dire c'è stata un'interferenza, no, tra la comunicazione tra questo docente e questo ragazzo. Forse l'insegnante non era particolarmente informato sullo stato, sulla tenuta psicofisica del ragazzo, non che dovrebbe essere evidentemente, ma insomma può essere che sia sfuggito la cosa da entrambi i lati. Ovviamente le mie sono solo supposizioni, non sono certezze, però insomma era interessante perché poi le situazioni vanno anche calate. Un conto è appunto un comportamento one shot violento di fronte da parte di un ragazzo che ha dei problemi, un conto è invece una violenza pianificata, diciamo studiata a tavolino, come per esempio l'occupazione di alcune scuole e il fatto che poi queste scuole vengano messe a soqquadro da questi vandali che fanno questi disordini, che non hanno nessuna motivazione nobile, no? Nei giorni scorsi lo stesso ministro dell'istruzione Valditara, che pure aveva applaudito l'iniziativa della scuola di cacciare questo ragazzo, ha detto che il ministero si farà parte civile per far pagare ai ragazzi responsabili di questi danneggiamenti i danni subiti dalla scuola, anche in termini di immagine. Ecco, qui bisognerebbe un attimino ragionare in generale sul fatto che comunque la scuola è diventata purtroppo un luogo di frontiera, in cui ci sono delle persone che arrivano a fare insegnanti da esperienze professionali diverse, non forse con la necessaria preparazione umana. L'altro giorno discutevo anche con mia moglie, no? Gli insegnanti sono persone che seminano, e chi pensa che possano raccogliere questo seme subito si sbaglia. E d'altronde diciamo quello che mia moglie ha imparato con l'esperienza è che la semina avviene e il raccolto te ne accorgi dopo 2, 3, 4, 5, anche 10 anni, quando magari i ragazzi tornano dopo aver fatto la scuola elementare, la scuola media, raccontarti che sono al liceo, che sono all'università, che hanno dato lavoro, che hanno dato la fidanzata. Quindi anche a livello diciamo di scuola elementare, aspettarsi che i ragazzi siano grati, siano felici, siano tutti gentili è un po' diciamo una pia illusione di chi pensa che il mestiere dell'insegnante sia fatto diciamo di una raccolta immediata. Quindi
c'è forse tutto un po' un sistema di reclutamento di insegnanti che va inevitabilmente rivisto e risistemato, perché, ripeto, il problema è anche che la classe di insegnanti purtroppo è ampiamente sottopagata ed è diventato, purtroppo, lo dico con grande rammarico, quasi un mestiere di risulta, di riserva, no? Sì. Per cui, diciamo, si portano nella scuola anche frustrazioni, non è questo il caso evidentemente di questo ragazzo, di questo insegnante, ma in generale si portano delle frustrazioni dentro la scuola che appartengono a sfere personali e professionali che invece dovrebbero restare fuori dalla scuola. Quindi purtroppo la scuola è una trincea in cui si scontrano tante fragilità e tante debolezze, dall'una e dall'altra parte. Bisogna avere un po' di intelligenza e un po' di, come dire, lungimiranza nel comprendere che certe situazioni purtroppo non possono essere sanate con gesti, diciamo, di protesta o gesti di violenza o certamente gesti di chiusure ex abrupto nei confronti di alcuni ragazzi che invece hanno bisogno di essere particolarmente seguiti. Chiudo dicendo che in generale dopo il Covid c'è stata anche la situazione emotiva di molti ragazzi è del tutto precipitata, perché la questione della pandemia, il lockdown e tutto ciò che ne è derivato ha evidentemente salcato, minato le menti già indebolite di alcuni ragazzi, e questo è un prezzo che purtroppo, come si diceva per la semina, noi ne pagheremo i frutti tra qualche anno, quando queste situazioni troveranno un punto di caduta in questi ragazzi, nel loro lavoro, nella loro vita, nelle loro famiglie. Mi auguro ovviamente che non sia così, ma insomma mi aspetto che poi queste fragilità vengano fuori in qualche modo nei prossimi anni. Questo per dire che appunto la scuola è un terreno troppo delicato e troppo complesso per fare slogan o fare battaglie, diciamo, ideologiche, no? Bisogna solo pensare all'educazione di questi ragazzi. Questo è purtroppo per fortuna quello che tocca fare. Lo dico anche da ex insegnante, anche io in passato ho fatto un po' di esperienza nelle scuole elementari, come quasi tutti i ragazzi calabresi e siciliani, tu ne sai qualcosa, e quindi anch'io parlo per una piccola esperienza diretta e personale. Felice, senti, per salutarci e augurando buon Natale a te e a tutti i colleghi del giornale, insomma a tutte le persone a cui vuoi bene. C'è un po' di luce nella scuola italiana, possiamo sperare nel 2025 che qualcosa migliori? Io me lo auguro, sono convinto che rispetto al passato le nuove generazioni che decidono di fare la scuola siano animate dallo stesso fuoco, dalla stessa voglia, dalla stessa passione che muoveva i nostri insegnanti, gli ultimi probabilmente di una genia, di una scuola degli anni 50 e 60. C'è certamente bisogno di lavorare molto sul reclutamento di questi insegnanti, soprattutto c'è la necessità di dare a questi insegnanti degli strumenti economici e anche, diciamo, strutturali di dotazione molto migliori di quelli che poi purtroppo hanno in queste scuole. Ecco perché è importante che ogni soldo speso nell'istruzione debba valere, debba essere speso con grande importanza. Io non sono tra quelli che pensa che la scuola debba essere, diciamo, messa nel calderone dei tagli lineari, così come si usa fare adesso per trovare i soldi che non ci sono mai. La scuola dovrebbe essere un posto in cui ci sta anche di perdere, tra virgolette, delle risorse, purché questi soldi che vengono investiti con intelligenza e con lungimiranza. Spero e credo che per questo governo, passata la festa delle opere pubbliche, della sicurezza e dell'immigrazione, che sono certamente tematiche importanti, si dedichi un po' più di attenzione alla scuola e alla formazione dei nostri ragazzi, anche perché è lì che noi costruiamo l'Italia del futuro, non certo facendo delle leggi o chiudendo le frontiere o aprendole o dando cittadinanza a chi non se le merita fino in fondo, oppure non dandola a chi se le merita. Non è solo quella la partita è costruire, diciamo, un paese del futuro, un paese come il nostro che sarà inevitabilmente sempre più vecchio e sempre più bisognoso di forza lavoro. Ecco perché poi l'immigrazione andrebbe anche riconsiderata in questa luce, in queste chiavi di lettura. Insomma, su tutti i temi alla fine si incrociano tra di loro. Spero e credo che questa notizia possa, diciamo, risvegliare nei nostri governanti l'idea che forse sulla scuola bisogna fare qualcosina in più. Ed è una speranza che condividiamo. Ancora auguri e grazie. Grazie a te e ai tuoi ascoltatori per la pazienza. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.